Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus. A lei la linea, Sara? Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e una buona ripresa a tutti delle attività, buon mese di settembre e ci ritroviamo noi sempre con molte cose da fare, sempre meno risorse purtroppo perché il tempo è difficile per tutti e ai noi le guerre che infuriano, quelle note e quelle meno note, che sono diciamo il nostro campo d'azione prevalente, sono un grande impegno, soprattutto per quanto riguarda, poi noi abbiamo assunto particolarmente questo impegno di aiutare gli innocenti e tra queste le minoranze cristiane in modo particolare, secondo quello che è il dettato anche della lettera di Paolo ai Galati, che dice: giacché ne avete la possibilità, aiutate tutti, virgola, specialmente i fratelli nella fede. E questo è quello che noi facciamo ormai da tantissimi anni, quindi di aiutare tutte le vittime innocenti delle guerre, ma in modo particolare ci occupiamo dei cristiani perseguitati in tante parti del mondo. E poi laddove ci sono le guerre noi abbiamo spesso la situazione dei cristiani che soffrono doppiamente, soffrono perché c'è la guerra e soffrono perché all'interno di una situazione già degenerata, impoverita e devastata dalla guerra, loro sono anche minoranza. E ai noi le guerre sono tante e quindi abbiamo le guerre più vicine, quelle anche in qualche modo più incombenti e più pericolose anche per un allargamento potenzialmente pericoloso anche per i nostri popoli. Penso alla guerra in Ucraina, dove noi abbiamo portato diversi aiuti, ma su cui siamo su posizione assolutamente dall'inizio per la pace. Chiunque pensi che la pace, che esista una pace giusta che si ottiene facendo la guerra mondiale, è semplicemente folle. Però abbiamo visto che in Europa la follia è dilagante, sembra che non abbiamo, insieme alla fede abbiamo perso anche la ragione, insieme alle nostre radici cristiane abbiamo perso anche le radici filosofiche, intellettuali, forse il relativismo che ha tolto il concetto di verità non solo in termini spirituali ma anche in termini razionali, fa sì che si possano portare avanti dalle posizioni ormai folli. Non riesco a definirle in altra maniera, come questa di voler portare avanti un conflitto in cui un'Europa totalmente imbelle, fatta di persone che nel corso degli anni sono state rese sempre più fragili, possa mettersi a fare la guerra contro le potenze mondiali, perché in questo momento le potenze mondiali sono impegnate a rivedere il mondo non più secondo le logiche mondialiste imposte da Davos, e adesso abbiamo visto con l'ascesa a Davos proprio del capo di BlackRock, che sono cadute tutte le maschere. Insomma, questa agenda 2030 che ha distrutto economicamente l'Europa è stata portata avanti dai poteri forti. Prima si nascondevano dietro dei prestanomi, adesso invece la cosa è diventata super patente. Cioè chi porta avanti il green, l'immigrazionismo selvaggio, chi ha portato avanti i regime change, le rivoluzioni a cui poi seguivano grandi
flussi migratori, le politiche green, tutto le politiche gender, le politiche contro l'identità degli stati, contro le identità personali, tutta questa cosa è il mondialismo che poi è stato portato avanti diciamo, dall'internazionale DEM, diciamo così, in questo momento ha dei grossi oppositori negli stati nazionali, nelle grandi potenze nazionali che vogliono un mondo multipolare e non più un mondialismo privo di nazioni in mano alle multinazionali, ma l'Europa invece si sta facendo, l'Europa, soprattutto la von der Leyen che è stata ministro della difesa, pensate, tedesco, e oggi viene contestata dall'attuale ministro della difesa tedesco, quindi stiamo anche arrivando a un punto in cui anche le nazioni che assumono posizioni folli le hanno comunque meno folli della presidenza europea, perché la presidenza europea vorrebbe portarci veramente in guerra con armi, uomini e mezzi. L'Italia e la Germania non vogliono mandare uomini, forse perché non solo si ricordano di cosa è successo, che non è andata proprio bene le ultime volte, ma anche a fare la guerra alla Russia. In questo caso avremmo la Russia e l'America che dialogano, quindi un po' come la seconda guerra mondiale, che erano alleati loro, e l'Italia e la Germania, tanti non ricordano che insieme al Giappone nella carta costitutiva dell'ONU, quindi delle Nazioni Unite, quindi di quell'organismo che è stato fatto per evitare nuove guerre mondiali, e l'Italia, la Germania e il Giappone nella carta costitutiva dell'ONU, questo non ce lo insegnano a scuola, chissà perché, hanno uno status diverso rispetto a tutte le altre nazioni del mondo. Sono definite nazioni nemiche nella carta istitutiva dell'ONU. Quindi per Italia, Germania e Giappone, nel momento in cui queste nazioni vengono considerate pericolose, per qualcune delle nazioni invece vincenti della seconda guerra mondiale, e la Russia fa parte di quelle per esempio, per noi non esistono le medesime tutele che esistono per le altre nazioni del mondo. Per esempio non bisogna passare non è necessario per attaccare noi passare attraverso il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Non sono cose che dicono, però sono cose che potete andare a verificare. Andate a leggervi bene la carta istitutiva dell'ONU e troverete 2 articoli proprio su quelle che sono le nazioni nemiche, che sono 3: la Germania, l'Italia e il Giappone. E poi voi dite, vabbè, ma c'è la NATO, e la NATO ha l'obbligo di intervenire se uno Stato della NATO è attaccato. Non è così, è una facoltà, è facoltativo intervenire in difesa degli Stati appartenenti alla NATO. Non così per l'Unione Europea. Nel caso dell'Unione Europea, se uno Stato entra nell'Unione Europea, c'è un obbligo di assistenza da parte degli altri membri dell'Unione. Sì, peccato che l'Unione Europea di per sé non abbia una vera difesa, ma nella situazione attuale, di debolezza attuale, fa la voce grossa come se potesse fare guerre con le grandi potenze nazionali, grandi potenze internazionali. Capite che siamo nella follia, una follia che io mi spiego solo con quello che Benedetto XVI definiva l'odio di sé dell'Occidente. Sia San Giovanni Paolo II che Benedetto XVI hanno scritto molto sull'autodistruzione dell'Europa nel caso l'Europa non avesse recuperato i propri valori, la propria identità, la propria anche grandezza spirituale, da cui poi era emersa la sua diciamo la sua primazia geopolitica per millenni, ok? Ma questa cosa non è avvenuta. Noi abbiamo un'Europa che odia se stessa, che segue, in cui ancora moltissime persone sono accecate, non vogliono aprire gli occhi sui ruoli
dei poteri forti, delle multinazionali, dell'agenda 2030 e sulle follie che vengono portate avanti sia sul piano ideologico ma anche sul piano materiale, anche sul piano proprio con le attività. Penso ad esempio alle cronache assurde che in Europa vengono fatte del processo di revisione totale in corso sulla pandemia Covid e su tutte le politiche ad esse connesse, comprese quelle vaccinali, che si allarga in generale al ruolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle sanità in qualche modo governate dalle multinazionali del farmaco negli ultimi decenni, che avviene in America. In America c'è un grandissimo dibattito, un dibattito pubblico nelle stanze istituzionali, ci sono stati degli scontri pesantissimi. Questa settimana il ministro della Sanità Robert Kennedy Jr., che ha avuto il papà e lo zio uccisi. Lo zio era il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, suo padre Bob Kennedy, eppure qui lo fanno apparire, cioè, ovviamente un avvocato, laureato ad Harvard, tutto quanto, ma che è cresciuto a pane politica, che ha saputo sin dall'inizio conosce molto bene il potere americano, ma anche gli oppositori, visto che i suoi più stretti congiunti sono stati uccisi, quindi conosce bene il sistema di potere, però da noi viene fatto vedere come una specie di macchietta, no? Invece questa settimana, ad esempio, in audizione al Senato, ha chiuso la bocca alle contestazioni dei democratici con degli argomenti ineccepibili. Addirittura il vicepresidente Vance, americano, anche lui cattolico come Kennedy, tra l'altro lui viene da una famiglia, incredibilmente, perché in America quasi tutti i politici nascono ricchi, invece lui viene da una famiglia povera, anche da una famiglia con dei gravi problemi, ma grazie alla sua intelligenza e alle borse di studio è riuscito a salire la scala sociale, essere un grande politico e essere vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Bene, Vance, il quale poi si è convertito nel corso della sua vita alla fede, anche per dei problemi grossi che ci sono stati nella sua vita, e questa cosa fa di lui un uomo molto fervente che fa politica anche proprio per ragioni, diciamo, di così, con il desiderio in qualche modo di mettere i valori, la politica a servizio dei valori e del bene comune. Ebbene, questa settimana, ad esempio, Vance è attaccato i democratici direttamente e li ha accusati di rovinare i bambini per arricchire le case farmaceutiche. Tutto questo dibattito in Italia non arriva perché il mainstream, anche se sono cambiati i governi, e grazie a Dio anche in Italia stanno avvenendo commissioni di revisione su quello che c'è stato, che è stata una parte della guerra, anche questa, fa parte di quella guerra mondiale a pezzi, anche l'epidemia di Covid. Il tempo spiegherà, la storia spiegherà tutto questo molto bene, ma attualmente gli italiani, grazie ai media, tolte alcune piccole eccezioni, come ad esempio questa grande radio che non a caso si chiama Radio Libertà, ecco, tutto questo dibattito sui grandi media nazionali non appare, e quelle poche volte che appare ridicolizzando i soggetti che portano avanti queste battaglie, ad esempio negli Stati Uniti d'America, o penso ad esempio a quello che è successo in Italia, che giustamente la politica aveva chiesto una revisione
di quello che è accaduto anche con un pluralismo di opinioni, penso ad esempio al famoso NITAG, che il ministro Schillaci si è affrettato, un ministro non politico, non espresso dalle attuali forze politiche, che è stato messo alla sanità nella formazione di questo governo, probabilmente anche sarà, immagino che anche il capo dello Stato, insomma, abbia influito in questa scelta. Comunque lui, questo ministro, aveva creato un organismo con voci plurali. Proprio su questa radio abbiamo ospitato la scorsa settimana il professor Paolo Bellavite, ma il cancan che è stato fatto dal mainstream contro Bellavite e Serravalle, quindi due voci fuori dal coro, tra l'altro Bellavite sarà anche a fuori dal coro, proprio uno dei pochi ambiti. Poi Mediaset in questo periodo è completamente su posizioni, cioè sul Covid eccetera, è sempre stata esattamente su posizioni proprio uguali a quelle della sinistra, anzi forse ancora più estreme, però c'è fuori dal coro, che invece fa un lavoro di libertà un po' come Radio Libertà, ecco, e sappiamo che poi l'organismo è stato sciolto. Però intanto abbiamo scoperto quanti conflitti di interessi c'erano invece in altri soggetti di quell'organismo, che non erano incontestabili per opinioni, per reati di opinioni, però magari erano contestabili sul piano della loro libertà nell'assumere scelte o nel dire o nell'esprimere pareri, visto che sono finanziati dalle case farmaceutiche. Ecco, questo è uno solo delle componenti, no? Ma fa tutto parte della stessa guerra, perché ai noi la guerra è morte, anche le pandemie sono morte, ma a volte anche i farmaci possono essere morte. E quando tu vedi che esistono tutti questi collegamenti, Hunter Biden, figlio di Biden, che lavorava sui biolab in Ucraina e in Cina con Fauci, anche lì tutto il dibattito su Fauci è completamente estraneo in Europa, anche in Italia. Mi dispiace, perché vuol dire che comunque, anche se c'è un governo diverso, non c'è stato un cambiamento in termini di informazione mainstream. Quella è ancora strettamente nelle stesse mani di sempre, insomma. E quindi noi vediamo che ad esempio c'era Biden che ha iniziato questa guerra con la Russia, e poi c'era questo discorso che si intrecciava coi biolab in Ucraina e in Cina. Poi abbiamo la presidenta von der Leyen che ha il marito collegato a Pfizer, un'altra che soffia sulla guerra in Ucraina. C'era il segretario generale della NATO Stoltenberg, che è quello che ha dato il via durante l'epoca Biden, e con questo forte sostegno dell'Unione Europea a questa guerra in Ucraina, il quale prima di fare il segretario generale della NATO era presidente della Gavi Alliance di Bill Gates per la vaccinazione globale. Quindi capite che sono tutti argomenti che non sono scollegati gli uni dagli altri. E se in America, che adesso il nostro mainstream ridicolizza l'America e fa apparire Trump come un pazzo, quando un sacco di altre nazioni del mondo, in Africa, in Asia, eccetera, ne hanno chiesto il premio Nobel perché è riuscito a sedare dei conflitti anche potenzialmente molto gravi. Pensate a quello tra India e Pakistan, è un conflitto potenzialmente nucleare. Lui è riuscito a svolgere un ruolo di pacificazione su diversi scenari, ma anche ci stanno provando anche in Europa, ma l'Europa no. Insomma, sembra che questo disegno della distruzione dell'Europa, voi dite sarà un caso, saremo pazzi, però ricordiamoci anche una cosa, che tra le follie
attualmente perdenti perché hanno perso negli Stati Uniti d'America, perché il popolo americano, we the people, che è l'inizio della Costituzione americana, we the people americano, ha mandato a monte, ha avuto l'accortezza di andare contro le narrazioni mainstream e di mandare a monte questi disegni. Ma ricordiamo che di questi disegni faceva parte la cancel culture, cioè bisognava cancellare tutto ciò che non era woke, il risveglio, cioè il risveglio. Il mondo si risveglia, secondo loro, che finalmente vede che tutto quello che ha rappresentato 2000 anni di storia occidentale era sbagliato, perché non esistono maschi e femmina, perché la famiglia è una convenzione, un po' come quando i comunisti avevano deciso che la proprietà privata era una convenzione. Ecco, nella cultura woke non era convenzione solo la proprietà privata, era convenzione la famiglia, l'identità personale, l'essere maschio, l'essere femmina, tutto era una convenzione da disarticolare e distruggere. Bisognava buttare giù le statue di Cristoforo Colombo, bisognava distruggere le chiese, bisognava distruggere tutto ciò che rammentava una cultura di 2000 anni di storia. Bene, dove sono tutte le vestigia, i monumenti, tutto ciò che rappresenta questa cultura che secondo questi dem woke deve essere distrutto? In Europa e soprattutto in Italia, ovunque ti giri, tu vedi il segno grandioso, ineliminabile da qualunque ideologia, di una bellezza stratosferica che è stata costruita e di una grandezza stratosferica che è stata costruita, perché grattacieli li trovate dappertutto. Tutti sono capaci di costruire grattacieli, poi se andate magari, come è capitato a me, a Detroit, eccetera, ci sono delle enormi aree di città con dei grattacieli che sono pericolanti e quindi sono, immaginate, non delle zone rosse come nelle aree terremotate, ma che sono degli enormi quartieri dove non si può più andare, sembrano degli scenari distopici, sembrano quelle da Walking Dead, da cose così, dei pezzi di città off limits perché li possono crollare i grattacieli, no? Poi vabbè, adesso faranno anche le demolizioni, ma comunque certo si possono costruire grattacieli, ma i grattacieli che vita utile hanno? 1 secolo, 2 secoli? Ok. Ma la pietra, le cattedrali, il Colosseo, il Pantheon, la grande storia occidentale che nasce dal pensiero greco, dalla filosofia greca, dal diritto romano e dalla spiritualità cristiana. Bene, tutto da noi in Europa parla di questo. Capite, chi segue l'ideologia woke odia tutto questo. In America, dove si era fermata prima che ci fosse una grande reazione di popolo, stavano già buttando giù monumenti. Ma in Europa non puoi buttare giù un monumento, devi buttare giù tutta l'Europa. Cosa meglio di una guerra che possa far piazza pulita, che possa lasciare l'azzeramento di tutta questa civiltà che loro odiano così profondamente. Quindi ricordatevi che occuparci di queste cose a livello mondiale, essere solidali con le popolazioni che soffrono, ci aiuta anche ad avere uno sguardo su noi stessi, perché quello che loro sono potremmo essere noi. Noi non dobbiamo venire meno alla nostra spiritualità e anche alla nostra volontà di aiutare gli altri, alla carità verso gli altri, perché tutta la carità che si fa verso gli altri è anche carità verso noi stessi. Adesso una citazione che fa un po' ridere, mi ricordo Umberto Tozzi aveva scritto: gli altri prima o poi siamo noi. E questo rischio c'è, è molto più concreto di quanto non si pensi. Quindi noi continuiamo a aiutare i popoli a casa loro, aiutarli ad aiutarsi, costruire insieme la pace,
siamo tutti operatori di pace. Date una mano all'umanitaria padana perché ha bisogno di voi. Solo insieme si vince, solo insieme, e sono ben poche le organizzazioni, quasi nessuna, che veramente crede in questo obiettivo: aiutare i popoli a casa loro, aiutarli ad aiutarsi, costruire insieme la pace. Un buon fine settimana a tutti, un caro saluto, alla prossima, ciao. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus.